Tuo santo altar, ma presto, Signore. O Signore, scudi il mio cuore, dal maligno mi salvi al tuo santo altare, ma presso, Signore, mi
mia gioia e Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la grazia del Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per i meriti e l'intercessione di tutti i santi, invochiamo la divina misericordia per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Dio Onnipotente abbia misericordia, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini amati dal Signore. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'uomo Signore Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica fede tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Signore, tuo Figlio che è Dio, l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. La linea Giovanni vidi salire dall'Oriente un altro angelo, il sigillo del Dio vivente, e gridò ai 4 angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Una moltitudine di popolo, tutti stavano in piedi davanti all'agnello, avvolti in vesti e tenevano rami di loro mani e gridavano a gran voce: a Dio, seduto su gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie,
onore, potenza e forza al nostro Dio. Dei secoli, uno degli arrivi bianco, chi sono? Gli risposi, Signore mio, tu lo sai. E lui, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. E rendiamo. Ripetiamo insieme, ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui Signore stanto nel cielo, chi non giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco, che cerca il tuo volto. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, siamo figli di Dio, ma ciò che saremo ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Hanno fame perché i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché
che di essi è il regno dei cieli. Beati vi insulteranno, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Annunciamo in una predica del 2014 che la festa di tutti i santi è tra le feste più popolari, tra le più sentite del popolo cristiano, perché è strettamente al ricordo di tanti amici e conoscenti defunti. Si aggiunga poi anche ovunque in questi giorni dei soldati caduti nella prima guerra mondiale, che ha coinvolto anche l'Italia più di 100 anni fa, e anche il ricordo di tutti i caduti di tutte le guerre del secolo passato. Ricordi, perché stimolano alla gratitudine, perché insegnano valori cardine della convivenza umana, quali la collaborazione, il rispetto dei diritti altrui, l'aiuto vicendevole, il perdono, la continua ricerca delle strade della pace. Così scrivevo nel 2014, 9 anni fa, che credo sia quanto uno scritto sempre attuale, purtroppo. Io ma oggi siamo qui la tradizione cristiana, in speranza del nostro vivere, pur sapendo che si tratta di speranze e di ideali che sembrano essere infrante da tante scelte di tutt'altro indirizzo. È bello innanzitutto ricordare alcuni momenti della nostra tradizione cristiana. Le prime comunità cristiane inizialmente non cancellarono le tradizioni e i riti pagani intorno alla morte, ma introdussero alcune modifiche riguardanti giorni e modalità. Verso la fine del secondo secolo, testimone lo scrittore cristiano Tertulliano, i cristiani si radunavano per l'Eucaristia, la Santa Messa, nel giorno anniversario della morte. Della fede diventava il vero dies natalis, cioè il giorno della nascita alla vera vita senza fine in cielo. Come ricorda Sant'Ambrogio, verso la fine del IV secolo, avevano un carattere di festa e non si svolgevano in un'atmosfera funerea. Si aveva infatti la convinzione nella comunione con Cristo messo alla visione di Dio. Soltanto in seguito prevalse l'idea della incertezza circa la sorte del defunto di fronte al giudizio di Dio e pertanto il valore di suffragio. Qui l'antica per celebrare le sante messe per i nostri defunti. Un secondo breve accenno della nostra sana tradizione cristiana
è in riferimento al giorno 2 novembre, cioè alla commemorazione di tutti i defunti, come appunto domani. È una celebrazione proposta ancora da un abate del grande monastero di Cluny, Francia, tra il 1024 e il 1033. Quindi la commemorazione di tutti i defunti ha quasi 1000 anni di storia. La nostra tradizione è nata per e sempre si è nutrita, ed è quello che vogliamo fare anche noi in questo momento, per dare certezze alla nostra fede, alle nostre speranze. E lo faccio raccogliendo innanzitutto dalla parola del Signore sentimenti di pace, di serenità d'animo, che il mondo attuale, che quanto sta avvenendo vicino o lontano da noi, rischia di toglierci. Siamo sinceri, abbiamo tante paure. Che quanto succede possa anche coinvolgerci prima o dopo. Anche la parola del Signore ci parla certamente di morti, ma con quale timbro? Con quale tenore? Di serenità, di pace, certamente anche di dolore, ma si tratta di un dolore consono alla natura dell'uomo, alla sua caducità, e non purtroppo a causa dell'odio di certe efferatezze che neppure gli animali compiono. Giovanni Apostolo, come abbiamo sentito nella prima lettera e nel libro dell'Apocalisse, ci ha parlato di un numero immenso dei santi, cioè dei salvati, di quelli che sono in paradiso, formato da di ogni cultura. È veramente una visione di fede che, se accettata e vissuta, porta pace, serenità, fiducia in tutti gli uomini, ovunque vivano, sentimenti di serenità d'animo inoltre, anche nel sapere che in quel popolo immenso di salvati c'è papà, c'è mamma, ci sono i figli, ci sono gli amici, ci sono i conoscenti, tutte persone che abbiamo conosciuto e amato. Illusioni dirò che preferisco vivere sereno in pace con queste illusioni piuttosto che vivere nel buio, nella incertezza del futuro destino, e nel frattempo un presente e un futuro contenitori di contese, di odi, di tantissime guerre. Io preferisco vivere anche nella illusione di questi messaggi, perché mi portano pace ad animo, altrimenti c'è l'altra scelta, quella che vediamo con i nostri occhi. Preghiamo allora. Del paradiso, la stessa dire.
nato dal Padre, Dio da Dio, si è incarnato, e si è fatto uomo, fu pure crocifisso per noi, morire, è risuscitato secondo le scritture, salì in cielo, siede alla destra, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi. È il suo regno. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e dal Figlio, il Padre, il Figlio e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa. Aspetto la resurrezione. Fratelli e sorelle, nel Signore con tutti i del cielo, che oggi veniamo e vediamo e veneriamo come amici, modelli, intercessori. Santificazione sana mediante il battesimo, uscita proprio Cristo. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i responsabili delle nazioni, lo spirito delle beatitudini evangeliche li ispiri e li accompagni nell'instancabile ricerca del bene comune. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate, siano ovunque segno eloquente della santità e dell'amore di Dio, sull'esempio di Maria, specchio limpido di ogni virtù e rifulgente di eccelsa santità nella Gerusalemme celeste. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, l'assidua partecipazione all'Eucaristia accresca in noi il desiderio di condividere un giorno la cena eterna che si compirà nel regno di Dio. E vogliamo anche ricordare tutte le vittime dell'odio umano, lasciando a Domine di giudizio e di aprire le porte del suo paradiso a tutti coloro che hanno avuto una retta intenzione nel loro operare. Il tuo amore. Accogli, o Dio, le nostre invocazioni, l'intercessione della Beata Vergine e dei Santi e i loro esempi ci spronino con fiducia e felicità, nostro Signore. Lo presentiamo. Quel vino puro che t'offre la
alla sorelle, sia gradito Dio Padre Onnipotente. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della tua vita immortale nel cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Il Signore in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme, che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune noi pellegrini sulla terra affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti della sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come parenti, amici e modelli di vita. Per questo dono del gli angeli di Santo con Dio dell'universo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Patto, santità, santifica questi doni del tuo Spirito Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiate tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete. In questi mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisce, Padre, la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui celebra la festa di tutti i santi. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricorda i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza
della risurrezione, di Don Vito, di Giuseppe, Monelia, di tutti i defunti di questa comunità. Ammettili a godere tutti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi e che oggi la Chiesa celebra e onora. E in Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, che noi li rimettiamo ai nostri dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, da tutte le pandemie, da tutte le guerre. Giorno misericordioso, fuori da ogni tolleranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con anche noi, nel nome della Santissima Trinità, auguriamo a noi, le nostre famiglie, a tutte le nazioni, pace, bene e salute. Gli occhi del mondo, i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona la pace. Bene del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati. Alla pagina 34, come bello, Signore, stare insieme. Come bello, Signore, stare insieme.
pace. Alleluia. Spero per forma 9:15. Qui invece ho visto ieri pomeriggio la lettera del comune, l'hanno spostata alle 11, la cerimonia qui al monumento. Purtroppo io non ci sono perché eravamo d'accordo con Luciano che sarebbe stata fatta alle 9 come gli altri anni, quindi avevo dato la mia parola al parroco di Faedis di dire la messa canevola e agli alpini per la benedizione. Non posso ritirare la mia parola. Quindi se non mi vedete per questo motivo, eravamo d'accordo per le 9 con Luciano e poi il comune ha deciso diversamente, va rispettato, vero? Ma ormai, vero, ho dato la parola, devo essere, ecco, a Canevola, insomma. Preghiamo. O Padre, unica fonte di ogni santità mirabile, i tuoi santi dalla croce, ecco. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita. Spegni più le luci. Grazie. Dopo passerò a prendere. Grazie.